purtroppo non è migliorata. Permangono diverse vertenze che la UIL ha presentato diversi mesi fa. In primis la mancata consegna dei repartini detentivi ospedalieri nelle più grandi città della regione. Questo purtroppo sta continuando a determinare delle gravi difficoltà oggettive nello svolgere il servizio in questione. Ricordiamo che i detenuti sono allocati con altri cittadini e questo a volte determina un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Un altro aspetto importante è la carenza di direttori che devono dividersi la gestione degli 10 istituti della regione. Parlo di 4 direttori che sono assolutamente insufficienti per poter gestire gli istituti penitenziari. Il Dipartimento ancora non è intervenuto, nonostante le varie segnalazioni sia della parte sindacale ma anche del vertice regionale che ha segnalato con note abbastanza anche decise le questioni e le problematiche della regione. Un piccolo passo è stato fatto con l'invio di un comandante presso l'istituto penitenziario di Sassari e con l'assegnazione anche di un comandante presso l'istituto penitenziario di Nuoro. Due passi piccoli ma assolutamente importanti che possono contribuire a migliorare le condizioni degli istituti. Ci sono poi delle difficoltà soggettive da parte di alcuni istituti che comunque sono determinate da una gestione forse poco attenta delle risorse umane. Parlo in questo caso della disparità di trattamento per quanto riguarda i servizi del personale di polizia penitenziaria in qualche istituto della regione, che abbiamo segnalato e che comunque ha determinato l'intervento del provveditore che ha assicurato un'immediata risoluzione delle problematiche. Per quanto riguarda invece la carenza di fondi, la carenza di risorse negli istituti penitenziari, sembra davvero che il Dipartimento abbia cancellato dalla cartina geografica la regione della Sardegna, per poi invece rispolverarla e per ripresentarla in maniera incisiva quando ci sono da segnare detenuti che nella penisola hanno creato gravi difficoltà nelle sezioni detentive e sono quindi ingestibili. Ecco, queste sono delle difficoltà oggettive, delle anomalie che continuiamo a segnalare, sino a quando il Dipartimento non interverrà in maniera concreta. Un Dipartimento che per ora ha deluso oggettivamente le nostre aspettative. Avevamo riposto grande attenzione e grande fiducia sull'operato del nuovo capo del Dipartimento e sinora non sono arrivate quegli interventi auspicati da parte delle organizzazioni sindacali, soprattutto in Sardegna.